Scoperto dalla Guardia di Finanza di Palermo un ingente deposito di prodotti falsi, utilizzato anche come laboratorio per il confezionamento di scarpe, borse e accessori di abbigliamento. L'operazione, che si inquadra nell'ambito del proseguimento delle indagini finalizzate a risalire ai canali di approvvigionamento dei venditori abusivi di merce contraffatta che stazionano in diverse aree della città, è scattata nei giorni scorsi quando una pattuglia di finanzieri del gruppo Tutela Mercato Beni e Servizi del nucleo di polizia tributaria del capoluogo siciliano ha intercettato un'autovettura guidata da un senegalese. A bordo dell'auto sono state rinvenute circa 5.000 etichette recanti il logo contraffatto di noti marchi come Adidas, Nike, Herman Blaine, evidentemente pronte per essere apposte su altrettanti prodotti da piazzare sul mercato clandestino. I successivi approfondimenti hanno permesso ai finanzieri di risalire ad un appartamento frequentato dallo stesso fermato nel popolare quartiere di Ballarò. Entrati nel locale per eseguire una perquisizione, i finanzieri si sono trovati di fronte a un vero e proprio magazzino di circa 100 metri quadrati, composto da 3 locali, privo di autorizzazioni per l'utilizzo commerciale, adibito a vero e proprio bazar del falso, dove c'erano scarpe, cinture e portafogli di note marche come Gucci, Prada, Hogan, Chanel e Louis Vuitton, orologi con marchi Rolex e Luminor Panerai, nonché occhiali Burberry, Chanel, Dolce & Gabbana e capi di abbigliamento riproducenti il marchio contraffatto della Lacoste, Burberry e Moncler, e costumi da bagno North Sales. Il tutto già perfettamente assemblato nelle relative confezioni e pronto per essere immesso sul mercato nero palermitano per un valore al dettaglio di circa 100.000 euro, ma nel locale la merce rinvenuta non veniva soltanto stoccata ma anche lavorata e rifinita. La perquisizione ha infatti portato al rinvenimento di rotoli di filo e una macchina per cucire perfettamente funzionante utilizzata per applicare le etichette e rifinire i capi, originariamente anonimi.